Truffata e derubata e terrorizzata Silea, l'anziana vittima del raggiro con furto messo a segno da due falsi tecnici dell'acquedotto e da un finto vigile con tanto di divisa. 5.000 euro spariti quando ho creduto di morire. Allarme furti, il nuovo comandante dei Carabinieri di Montebelluna annuncia un potenziamento delle pattuglie per il controllo del territorio in una zona particolarmente battuta dai ladri. Smog alle stelle, preoccupazione tra i trevigiani, il comune studia misure per nuove vernici anti-PM10. Domani intanto il ritorno della pioggia e il maltempo ripulirà l'aria, ma per poco. 2.000 nati in meno in soli 7 anni, al crollo demografico nella Marca, i comuni di Treviso e Ponte di Piave corrono ai ripari con il fattore famiglia, un sistema per sostenere l'accesso ai servizi per i giovani nuclei. Sanità e investimento per i mezzi di soccorso, in arrivo nell'US 2 19 ambulanze, il direttore del SUEM Veneto annuncia prima dell'estate la partenza del volo notturno. Sport, basket, domani sera al Palaverde, la De Longhi in crisi a caccia della vittoria dopo 5 sconfitte consecutive, scaccia crisi, appello ai tifosi dalla società, sostenete i ragazzi in questa fase delicata. Da stasera riprende la trasmissione che ha riaperto gli archivi storici di Antenna 3, stesso format, ma un nuovo titolo, da 40 alla nostra storia. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura la storia che arriva da Silea, truffata e derubata e terrorizzata l'anziana vittima dell'ennesimo raggiro con furto messo a segno da due falsi tecnici dell'acquedotto e da un finto vigile con tanto di divisa. Le sue parole ai nostri microfoni raccolte da Nicola Marcato. Se non ho i miei figli qua, non parlo più con nessuno, sta fuori, non sono con mio figlio. Ho preso tanta paura, signora. Da morire, una cosa che devo morire. È ancora terrorizzata e non vuole più aprire a nessuno l'85enne vittima dell'ennesima truffa ai danni di anziani, e così racconta quanto successo al microfono di Nicola Marcato, trincerandosi dietro la grata della finestra. Siamo a Silea, a 2 passi dal municipio. Alla porta della villetta si è presentato l'altra mattina un sedicente tecnico dell'acquedotto che chiede di entrare in casa per verificare un guasto alla rete idrica. La donna lo fa entrare e a questo punto il tecnico contatta al telefono un finto collega per aiutarlo, dice, a sistemare il guasto, e così poco dopo nell'abitazione dell'anziana si presentano altre 2 persone. Il finto collega del tecnico accompagnato, per rendere ancora più credibile l'imbroglio, da un vigile urbano con tanto di divisa, ovviamente anch'egli un impostore. Ha detto che saltava la casa, il vigile ha detto signora, non è niente, sto poi io con lei. Vedendo la gente, l'anziana si tranquillizza e così, mentre il finto vigile la intrattiene al piano terra, i 2 tecnici al piano superiore razziano quanto trovano. Per aprire una cassaforte a muro utilizzano addirittura un flessibile, ma il rumore non insospettisce l'anziana, convinta che i 2 stiano riparando il guasto. Alla fine i ladri truffatori se ne vanno con denaro e gioielli. Solo più tardi la donna si accorge del furto e denuncia tutto ai carabinieri. Un episodio che conferma la spregiudicatezza dei truffatori, di cui l'appello del sindaco di Silea a tutti gli anziani, ma anche ai loro familiari e vicini di casa. Non aprite il cancello, non solo non fateli entrare in giardino nel vialetto, ma non aprite il cancello se non conoscete le persone o se non avete il supporto di un vicino o di un parente, perché veramente così si rischiano delle truffe. Purtroppo è all'ordine del giorno. Noi infatti anche sul territorio facciamo diversi incontri nei centri anziani in fascia pomeridiana per allertare su quelle che sono le truffe e le modalità di raggiro delle persone anziane. E di contrasto ai furti ha parlato proprio oggi il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Montebelluna, Gabriele Favero. Tra i suoi obiettivi primari anche lo spaccio, il contrasto allo spaccio della droga. Aumentare la proiezione esterna dei militari, aumentando i servizi perlustrativi, le pattuglie presenti sul territorio. È questa la priorità del capitano Gabriele Favero, il nuovo comandante della compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. Contrastare, grazie ad un rafforzamento delle pattuglie nel territorio, tutti i furti che negli ultimi tempi hanno colpito la Pedemontana, oltre al contrasto e lo spaccio della droga. Rimane purtroppo una piaga un po' su tutto il territorio nazionale e riguarda anche
per la sua parte il territorio di Montebelluna. Originario di Latina, a 37 anni, il capitano Favero è tornato in Italia dopo 10 mesi passati in Iraq come consulente giuridico del comandante delle forze armate del contingente italiano. Ha comandato in precedenza per 4 anni la tenenza dei carabinieri di Dolo, poi ha preso servizio a Padova come comandante della sezione di polizia militare presso il comando operativo nord-est dell'esercito. Prima dell'esperienza in Riviera del Brenta aveva fatto parte dell'11° battaglione Puglia di Bari, dove è stato comandante di plotone, e aveva lavorato al comando provinciale dei Carabinieri di Roma. Nel 2015 l'ufficiale Favero fu protagonista di un preoccupante episodio perché venne inserito assieme ad altri nomi in una kill list pubblicata da siti vicini all'ISIS, divenendo uno dei 10 obiettivi dei lupi solitari, combattenti dell'ISIS residenti in Italia. Per il capitano Favero lavorare in Veneto ed in particolare nella Marca, terra d'origine dei suoi familiari, è motivo di grande soddisfazione. Contrasto allo spaccio di droga e al bullismo all'interno dei bus scolastici. Nuovo blitz della polizia locale di Treviso. Ad essere controllati da cima a fondo sono stati 4 mezzi che trasportavano gli alunni della Turazza. Al termine dei controlli effettuati di primo mattino sono stati sequestrati 20 grammi di stupefacente abbandonati da alcuni studenti all'interno dei bus alla vista degli agenti. In tutto sono stati controllati 350 ragazzi, 15 dei quali sono stati sanzionati dai controllori in quanto sprovvisti di biglietto o abbonamento. I controlli, fa sapere il comandante della polizia locale, proseguiranno soprattutto sui bus dove sono stati segnalati episodi di bullismo oppure comportamenti pericolosi per la circolazione stradale, come gli episodi avvenuti qualche mese fa con l'apertura improvvisa delle porte. Smog alle stelle a Treviso, dove l'allerta continua a essere rossa. Preoccupazione tra i trevigiani impressionati dal paragone con Pechino. Il comune intanto sta studiando misure innovative per contrastare il fenomeno delle PM10. Non riesco neanche a respirare. Io addirittura non esco più come prima. Effettivamente la mattina c'è un po' di foschia. Andiamo a piedi noi, quindi. In realtà, vivendo qua non ce ne accorgiamo. 17 giorni consecutivi di sforamento ai limiti delle PM10 sono un record per il capoluogo della Marca. L'ultimo dato validato da ARPAV in via Lancieri di Novara parla di 85 microgrammi per metro cubo, 35 in più del limite consentito. L'aria è talmente scadente che in queste ore sui social e non solo è scattato il paragone impietoso con Pechino, famosa per le sue nebbie da smog perenni, parallelismo che non piace a Casugana. È stato fatto un po' anche un paragone non corretto, perché poi basta allargare la mappa di Pechino e si vede che hanno dati sicuramente peggiori rispetto ai nostri, anche perché stiamo parlando di una megalopoli, neanche di una città, e quindi diciamo i dati sono veramente imparagonabili. Certo che Treviso stia condividendo la maglia nera con Padova e Vicenza, città con ampie zone industriali, è un dato di fatto. Anche per questo, oltre alle limitazioni al traffico, si studiano nuove iniziative nel regolamento bioedilizio. Utilizzare vernici atte all'abbattimento di PM10 sulle nuove costruzioni. Questo per esempio è una cosa interessante, lo stiamo valutando, le tecnologie nel mondo si stanno evolvendo, è chiaro che un po' di fortuna da parte del clima ci aiuterebbe con qualche pioggia che diciamo disperderebbe i PM10 e le batterebbe al suolo. Tra i trevigiani c'è chi è già a posto con la coscienza. Informo i vigili in continuazione, nelle macchine accese sempre. Io ho 2 macchine che hanno il GPL, in casa sul fotovoltaico e anche la piastra induzione. Ecco, dovrebbero darmi una medaglia. Quanto a Pechino c'è un fronte, chiamiamolo, negazionista. Ma mi faccia il piacere che vadano a Pechino un po' a respirare là. Ma chi è che diffonde queste fake news? E da domani tornano le piogge in Veneto più consistenti in pianura, con neve fino ai fondovali dolomitici. Localmente la neve potrà arrivare anche nei fondovali prealpini con possibili accumuli di qualche centimetro, specie sulla zona del Feltrino. Ma sentiamo cosa accadrà nel weekend dal generale Iannicelli. Finalmente potremmo dire, dopo tanti giorni, una depressione un po' più intensa che addirittura sul nord Europa ci indirizza a un sistema perturbato che nelle prossime ore interesserà le nostre zone. Diciamo subito una perturbazione che si muoverà in un campo di alte pressioni, quindi si attenuerà negli effetti e comunque sarà veloce.
però cosa succede? Porterà aria nuova, masse d'aria nuove che scalzeranno l'aria stagnante che da diversi giorni, settimane interessa di noi, e con esso scalzerà anche il materiale inquinante. Quindi c'è un cambio d'aria che farà abbassare notevolmente i picchi di inquinamento. Più in dettaglio, quindi prevediamo da stanotte, quindi per domani, un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse e a tratti anche con qualche piovasco. È una cosa veloce perché poi si esaurisce già nella giornata di domani. Domenica inizialmente un po' di rivelatura, un po' di instabilità, ma poi di nuovo sereno. L'alta pressione resiste, per intenderci, e quindi ristabilirà le condizioni di ristagno di massa d'aria nella prossima settimana. Quindi con il passare dei giorni la situazione potrà diventare lentamente ancora critica. Le temperature questa notte sopra lo zero perché il cielo si copre, la massima domani 7 gradi, poi per domenica si rasserena, quindi la notte di nuovo qualche gelata, 2 gradi sotto lo zero, le massime intorno ai 7 gradi. Per finire l'alta adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. E ci sono 2 interventi in corso di cui vi diamo notizia di Vigili del Fuoco. Il primo in via Lollini a Montebelluna. L'incendio si è sviluppato a causa di un cortocircuito in un quadro elettrico presso un'azienda agricola. Nessun ferito, lievi danni comunque coperti da assicurazione. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e la pattuglia dei carabinieri del radio mobile. Un altro intervento si sta registrando invece a Castello di Godego presso il distributore Kuwait Easy. Anche in questo caso non ci sarebbe nessun ferito e la situazione sarebbe totalmente sotto controllo. Il fronte politico con le buone notizie in arrivo da Roma per i comuni veneti penalizzati dai tagli. Soddisfatto il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte, passi in avanti importanti, dice. La voce dei sindaci veneti, in particolare dei 418 su 563 che si sono visti tagliare parte del fondo di solidarietà per un complessivo importo di 7 milioni e 8. È arrivata a Roma alla conferenza delle associazioni regionali e del Consiglio nazionale la protesta dei comuni veneti contro i tagli e la strategia del sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, basata sul sottolineare la virtuosità degli enti locali, sembra avere gettato le basi per una risoluzione positiva con importanti aperture sia da parte dell'ANCI nazionale che del governo. Sul piatto soprattutto la questione del turnover del personale dei comuni e dei tagli ai fondi subiti da molti comuni veneti che potrebbero essere ristorati attraverso una distribuzione equa dei 100 milioni stanziati dal recupero della spending review. Adesso controlleremo appunto che quanto è stato definito ieri venga portato a termine entro la fine del mese di gennaio, ma siamo molto fiduciosi. 2000 nati in meno in 7 anni, crollo demografico per la Marca trevigiana, con i comuni di Treviso e Ponte di Piave che stanno correndo ai ripari con il fattore famiglia, ma vediamo di che cosa si tratta. Negli ultimi 7 anni abbiamo perso il 23% dei nuovi nati. È una crisi devastante che mette in difficoltà il sistema pensionistico, il sistema di welfare, il sistema sanitario, anche le scuole che stanno chiudendo. Un calo del 23% che in termini assoluti fa 2000 bambini in meno. Questa è la contabilità demografica in terra di Marca, dove si registra anche una progressiva sfiducia da parte delle giovani coppie. C'è sfiducia perché non ci si trova sostenuti, non ci si sente sostenuti come famiglie, e soprattutto anche nel desiderio di avere un figlio a livello di sostegno economico, di riconoscimento, di servizi. E da qui sono partiti i comuni di Ponte di Piave e Treviso che insieme lanciano il fattore famiglia, un nuovo sistema di verifica che andrà a integrare, non sostituire, il famigerato indicatore ISEE. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire una più equa distribuzione degli aiuti sociali. La necessità è quella di andare vicino alle famiglie, a conoscere quali sono le nostre famiglie, soprattutto per le più giovani, anche perché non dimentichiamo che ci sono persone anziane, disabili, più ragazzi all'interno del nucleo familiare, ma anche situazioni di monogenitorialità e di vedovanza. Insomma, un nuovo meccanismo di welfare sviluppato accanto a uno spin-off dell'Università di Verona. Già, ma com'è la salute della famiglia trevigiana? È una famiglia che continua a resistere, è una famiglia che continua a fare perno su quelli che sono i legami che però si stanno sfilacciando, quindi non vive più della salute di cui viveva un tempo. È una famiglia che ha bisogno di un supporto.
Maxi operazione di potenziamento tecnologico e numerico del parco veicoli destinato agli interventi sanitari di emergenza e urgenza in Veneto, con un investimento complessivo di quasi 22 milioni di euro. Azienda Zero della Regione ha infatti chiuso una gara grazie alla quale stanno per essere immesse in servizio 147 ambulanze. Ma vediamo le ricadute per il Trevigiano. 19 nuovi mezzi di soccorso in arrivo nella Marca, 14 ambulanze urbane più 2 automediche acquistate grazie alla gara centralizzata di Azienda Zero, alle quali si aggiungono altre 3 ambulanze acquistate direttamente dall'ULSS 2, una per il pronto soccorso di Castelfranco, 2 per Treviso, mezzi dotati delle più moderne tecnologie e strumentazioni come il compressore cardiaco, fondamentale per praticare massaggi cardiaci prolungati sul paziente anche durante il trasporto, e poi barelle elettriche, sedie a scendiscale. Oltre al potenziamento del parco macchine è previsto anche un rinforzo dell'organico. L'intenzione nostra è di potenziare soprattutto le aree in difficoltà, cioè le aree più estreme, quindi stiamo parlando di Pieve di Soligo, stiamo parlando di ovviamente tutta l'area della Pedemontana, da Crespano, quell'area quindi importante e distante, per cui questa verrà sicuramente potenziata anche grazie all'aiuto di volontari. L'idea è quella comunque di potenziare anche le automediche e quindi assumere una decina di infermieri in più e sicuramente un medico in più rispetto all'attuale dotazione, che è di 76 persone. Nuovi mezzi che andranno a sostenere un'attività, quella degli interventi di soccorso, che ha visto negli ultimi 20 anni un incremento dell'80%, oltre 51.000 gli interventi nel 2019, 107.000 le chiamate gestite dalla centrale operativa. I tempi medi di soccorso, vista la diffusione delle ambulanze, delle automediche su tutta la provincia, sono di circa 18 minuti che vengono realizzati soprattutto per i codici rossi, dove i mezzi, l'automedica esce immediatamente con medico ed infermiere. Per noi c'è la pubblicità, dopo. Treviso. Di nuovo insieme per parlare di sport, basket, perché domani sera il Palaverde, la De Longhi, è a caccia della vittoria scacciacrisi. Appello ai tifosi della società: sostenete i ragazzi di coach Menetti in questa fase delicata. Se c'è un momento cruciale della stagione è questo. Seconda giornata di ritorno la De Longhi, che ospita al Palaverde la Vanoli Cremona con una sola missione: tornare a vincere dopo il tremendo filotto di 5 sconfitte consecutive, l'ultima a Milano. Il vortice della zona retrocessione è lì, implacabile, e allora dal Consorzio Universo Treviso arriva un appello ai tifosi. È fondamentale essere di nuovo uniti, avere la nostra passione, avere il Palaverde unito e compatto, sostenere i ragazzi. Tutti al Palaverde per tenere compatta la squadra, il tifo non è mai mancato, ma serve ora più che mai. Abbiamo avuto una serie di sconfitte, insomma, è inutile dirlo, ma siamo sempre quasi arrivati a vincere, e io penso che, tranne rarissime eccezioni, penso che è un fatto di maturità di una squadra. Siamo una squadra molto giovane, io no, ma insomma i ragazzi sono tutti molto giovani, abbiamo il primo anno in Serie A. È un anno complicato, no? Abbiamo sempre detto, è un anno di consolidamento in cui dobbiamo rafforzarci, restare in questa divisione. Ma io quando parlo con Menetti, con l'allenatore, col coach e anche con i ragazzi, mi dicono sempre tutti la stessa cosa: quando siamo in casa noi abbiamo un sesto uomo in campo e dobbiamo dimostrarlo anche questa volta. Finalmente liberi dalla croce infortuni, i ragazzi di coach Menetti hanno bisogno di un'altra spinta. Se sentono in noi la carica, l'entusiasmo, tutto quello che di positivo possiamo trasmettere loro, penso che daranno il massimo per riuscire in un'impresa importante come è ritornare a vincere e ritornare a farci sognare. Ora a Belluno. A Belluno, dove si parla di fusione delle Camere di Commercio attesa per la sentenza del giudice ordinario del Tribunale di Venezia, a cui la Camera di Commercio di Venezia Rovigo si è rivolta contro la norma che stabilisce il versamento allo Stato del 20% dei diritti annuali pagati dalle imprese. Questo versamento che noi dovremmo fare, che abbiamo accantonato in Camera di Commercio,
dovrebbe andare ad abbattere il debito pubblico. Ma quante volte dobbiamo pagare le tasse? Fatta la legge e trovato l'inganno. La riforma delle Camere di Commercio del governo Renzi sulla carta aveva l'obiettivo di fare economie di scala e così è stato, numeri alla mano, per gli enti che hanno deciso di fondersi. Il Veneto è stata l'unica regione italiana ad anticipare la riforma, ma oggi i nuovi enti apripista, Belluno con Treviso e Venezia con Rovigo, sono sul piede di guerra contro quella riforma che invece di riconoscere le Camere virtuose le ha penalizzate. Dalla nascita della Camera di Commercio unificate con la riforma, noi continuiamo a versare allo Stato il 10% delle risorse per l'abbattimento del debito pubblico, vuol dire 1 milione circa all'anno. La gabella, che nel frattempo è raddoppiata nell'ultima finanziaria passando dal 10 al 20%, non è mai stata versata dall'ente camerale di Belluno Treviso. Il tesoretto accumulato, che con i diritti di quest'anno ha raggiunto la ragguardevole cifra di 4 milioni di euro, è delle imprese, sostiene la Camera, che si è rivolta al Tribunale di Roma per vedersi riconosciuto il principio di incostituzionalità della norma. Il pronunciamento del giudice ordinario è atteso per luglio, ma già il 22 gennaio sarà il Tribunale di Venezia ad esprimersi sul medesimo ricorso presentato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Noi siamo fiduciosi perché lo abbiamo fatto con cognizione di causa, la Camera di Commercio di Belluno e Treviso è una Camera nuova e quindi dovrebbe essere soggetta a una vecchia legge. Tant'è vero che i comuni sono stati esentati, gli unici rimasti a pagare questa tassa sono rimaste le Camere di Commercio e le università. Se questo è un aiuto allo sviluppo dell'economia e alla crescita, credo che tutti quanti dovremmo fare una riflessione. Il volo notturno dell'elicottero SUEM sarà operativo prima della prossima estate con base a Belluno, in attesa che si concludano i lavori nel nuovo eliporto a Pieve di Cadore. Oggi l'annuncio. Salvo intoppi dell'ultima ora, entro l'inizio della prossima estate sarà operativo il volo notturno dell'elisoccorso del SUEM che le schede regionali sanitarie hanno assegnato all'ULSS 1 Dolomiti. Si tratta del servizio più atteso dalla popolazione bellunese per gli ovvi motivi dettati dalla geomorfologia del territorio, ma anche dai veneti, visto che la nostra regione è l'unica di tutto il nord Italia a non avere l'elisoccorso notturno. L'annuncio è stato dato dal direttore regionale del SUEM, Paolo Rosi. Contiamo che le procedure amministrative ci consentiranno di avviare il volo notturno subito prima dell'estate. La gara per l'affidamento del servizio di elisoccorso si è conclusa lo scorso anno e la delibera di aggiudicazione è stata firmata alla vigilia di Natale. L'attività sarà svolta in continuità dalla Babcock ex INAER che nei prossimi giorni stipulerà la convenzione. L'azienda Zero che ha fatto la gara per il suo territorio dovrà firmare la convenzione con la ditta che ha vinto la gara. A partire dalla convenzione scadono i termini entro i quali la ditta deve attivare quanto richiesto. I tempi previsti per l'attivazione del volo notturno sono di 120 giorni e entro questi termini i piloti dovranno essere formati per il volo notturno. Nel contempo il 118 e Babcock dovranno mappare il territorio per individuare i punti di atterraggio, esclusi quelli sanitari. Insomma, bisogna correre per poter garantire prima dell'avvio della stagione estiva il servizio che raggiungerà anche Treviso, Venezia e Asiago. Quel che è certo è che la base non potrà essere momentaneamente quella di Pieve di Cadore, dove devono ancora iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo eliporto assegnati alla IT di Modena. Gli aspetti logistici saranno decisi comunque dall'ULSS 1. O Pieve di Cadore o Belluno, questo sarà un aspetto logistico che verrà gestito dall'ULSS 1. Crisi Wambao ACC si va verso l'amministrazione straordinaria. L'azienda ha confermato la sua volontà al tavolo ministeriale che si è riunito oggi al Mise e ha dato la propria disponibilità ad accelerare l'approvazione del bilancio 2019. Entro la fine di gennaio, nella sede di Veneto Lavoro, verrà convocato un tavolo gestito dall'unità di crisi con il sistema dei fornitori. A 20:10 questa sera in studio con Ferdinando Avarino l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. E da stasera riprende anche la nostra trasmissione che ha riaperto gli archivi storici di Antena 3, stesso format ma un nuovo titolo, da 40 alla nostra storia, appuntamento da non perdere quindi alle 21:15 su Antena 3. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.
Bentrovati al meteo. Arriva la prima attesa perturbazione del 2020, pioggia dunque sulle nostre regioni, seguita anche da un'irruzione di aria fredda. Il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto cambia decisamente il tempo, sarà infatti una giornata all'insegna delle precipitazioni che si spera possano portare un miglioramento della qualità dell'aria. Fenomeni localmente intensi in mattinata, la situazione però andrà via via migliorando in serata. Neve sulle Alpi a 500-800 metri. Lieve calo termico con temperature minime fino a -2 gradi, massime tra 2 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qui avremo condizioni di maltempo con rovesci diffusi, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-8 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, le piogge saranno più insistenti al mattino, dal pomeriggio fenomeni in via di cessazione. Temperature minime sotto zero, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.